In questo caso c'è stato ben poco da poter fare perché il paziente era assolutamente convinto non solo di potercela fare, ma soprattutto del fatto che il ricovero in rianimazione per lui sarebbe stato a esito infausto. Era un convinto Novax, il sessantenne che all'ospedale di Vittorio Veneto si è lasciato morire di Covid, rifiutando le cure fino all'ultimo, inutili tentativi di convincimento degli operatori sanitari ancora amareggiati per quella vita che si poteva salvare. È una storia che ha dato a tutti quanti una profonda frustrazione, sia da parte del personale medico del reparto di medicina dove questo paziente era ricoverato, sia in noi stessi. Questa è la storia più estrema di una quarta ondata che ha portato solo nella terapia intensiva vittoriese 38 pazienti. Di questi soltanto uno aveva completato il ciclo di immunizzazione. La maggior parte quindi sono stati e continuano a essere soggetti da vaccinare, sempre più spesso Novax intransigenti che si ravvedono solo di fronte al fatidico bivio. Per fortuna la maggior parte dei pazienti alla fine riusciamo a convincerla perché ovviamente non c'è dalla parte nostra nessuna forma di paternalismo. Qualcuno, dopo essere stato salvato, torna in reparto per ringraziare, altri restano della loro idea. Alcuni pazienti hanno comunque perseverato nella loro idea che il trattamento, che pur avendolo accettato, fosse stato, diciamo, eccessivo, chiamiamolo così. Grassetto e i suoi però non si perdono d'animo, nessun paziente, nemmeno i più refrattari, va lasciato indietro, ma è in questa ondata che il peso delle fake news diventa un macigno. Lo stesso primario cita la legge di Brandolini. La quantità di energia necessaria a confutare una sciocchezza è di un ordine di grandezza superiore a quella necessaria per produrla. Quindi lo sforzo in questi giorni, in questi mesi, è proprio quello di far capire alle persone che noi non possiamo che ragionare sulla base del metodo scientifico e non su teorie strampalate o peggio complottistiche.